No, bisogna che parti da Baldenti, ora partiamo da Moia, diremo, no? Venendo su, i Baldenti, dove c'è i Baldenti, la Cavagliara fin adesso nel 1949, 47, 49, dopo che è chiuso tutto, io arrivai fin su di Adrada, quasi da Rio a Cesa Sant'Angelo, e io cascava tutto, perché su di Cesa Sant'Angelo una volta, quando l'acqua già era bassa, quasi si poteva attraversare il Sino. Perché sì, perché era una cosa fatta tutta a un lungo così, e era tutta a rive. Io mi ricordo che era giovane, si smontava quasi mezzo Sile, che era mezzo metro di acqua, poco più, che montavi solo a queste dune che erano mezzo Sile, più su di accesa da Modesto, potevi attraversare il Sile quasi. No, insomma, era dei buse, però queste qua che cavavano, si sono 7 metri, qua erano altri quasi, sfondo ci 7 metri, e andando su se devavi che tutto, io li paccava su a Giara, io la portavo a casa, io la vendeva, col barcone veniva su, io levava la mano. Chi saresti? Zanini? I Zanini, sono morti invece i Zanini. E con cosa la cavavi? Io cavava, qui è una fotografia da vedere. Io ho un paio lungo 8 metri, un trave lungo 8 metri, e in testa che aveva come schirae, era uno schirae di rete e di ferro, il moccava a picco sto trave così, no? E si piantava per terra. E dopo io avevo una zappera, no? Io avevo un vericeo, io dava due scosse col vericeo, quando che pareva che già era pieno, gli dava questo vericeo con una corda che e tirava su questo palo con questo coso carico di giara, io girava e era il barcone in parte, io rabaltava così, io girava e buttava sta giara sul barcone. Quando il barcone già era carico, dava a casa, io ripartiva la mattina alle 7, quando io era già sul posto del lavoro alle 7. E 11 mesi, un botto di mesi, io ero già carico. Quanti anni fa? Adesso è 47 che finia. Appena dopo la guerra? Sì. Che andava lui per costruire la città? Sì, portava sto carrito di giara, era poco, ma insomma. Era da soli praticamente, non con operai? No, io avevo un operaio, io avevo un uomo insieme, in 3 ero, sì. E i fioi in casa, e io avevo dei fioi, era Piero e Coso, Piero e Ugo, penso Ugo è morto. E ora io rido a casa, uno andava via col cavallo, lo portava a destinazione. E qui a casa invece che aveva dei grigli di ferro, e passava sta giara più fina, più grossa, e la sabbia, e tirava fuori tutto che lavora a mano. E poi caricava sto cavallo e ciappava la giornata così, viveva così. Che mestiere si chiamava? Come si può dire? Cariotti, così era? I cariotti, ma i cariotti erano i zigranei che io riportava via la roba. Se io stavo i cavatori di giara, insomma, qui sono proprio i veri cavatori a mano, insomma, degli anni. Ma ascolta, che differenza che era invece del metodo rispetto ai betteti? Già in attività i betteti? Ma i betteti aveva un aspiratore, in primo tempo che aveva una cosa che si aveva su con un careo e tirava su un fio, e dopo invece il Salvino fuori dal modo dell'aspiratore gli aspirava la giara da sotto, aspirava per mezzo di un motore, un tubo, e tirava su tutta sta giara. Ma non l'abbiamo fatto tanti anni di attività? Ben dopo sì, io non ho fatto tanti anni. Hai cominciato dopo la guerra? Ma io potevo avere la possibilità di aver cavato tutto fino alla Cisa, potevo aver cavato. E invece perché si era fermato? Perché quindi costava massacrare, che qua che ha, e cioè era io solo e che aveva 2 uomini, 3.